Bene raga, ciao a tutti dal comando veneziano, io non so che dire Fioi, De Cesari si è scatenato, seconda pole, un finale di stagione un po' strano, condizioni meteo curiose, De Cesari e Salesi stanno dominando la scena. Boh. Senna Berger, noi quinti, siamo dietro a Senna praticamente, ma Fioi non ho parole, c'è qualcosa di incredibile, ma è bello anche vedere queste cose, nella Formula 1 di una volta può anche starci, si possono anche stare stivaneggi, un po' così. Vai raga, abbiamo comunque delle pole incredibili, ogni tanto capitano stivaneggi. Terzo Senna, quinto Prost, 64 Len, 61 Ayrton. Partenza non bellissima di Ayrton, partenza orrenda di tutti praticamente. Attenzione Jean Alesi, grande stagione di Jean. E siamo secondi. Incredibile mondiale, saranno 10 giri da incubo qui a Jerez della Frontera. Ho appena fatto la gara di MotoGP, cazzo. Devo sfruttare le ultime gare che sulla carta non sono favorevolissime, soprattutto Suzuka. Grande Alain. Pitturata di Alain. Jean Alesi, ragazzi, è veramente un pilota iper emergente, raga, iper. Senna partito malissimo, il McLaren un po' in difficoltà per il momento. Attenzione Alain, se lo può succiare. Sento molto bene sta Ferrari, ragazzi, so cazzi. No, ecco, l'ho appena detto bloccaggio, ma la salvo. Voglio portare il titolo, ragazzi, sono in gran forma, ho vinto 2 titoli con Ayrton, voglio vincere quello con Alain. Vi posso già spoilerare che la prossima stagione torno con Ayrton perché voglio fare un record, vincere praticamente tutte le gare, visto che la McLaren di quell'anno è fortissima, ma questa è un'altra storia. Tanto concentriamoci qua. Siamo sempre Jean Alesi alla second place. Sta pitturando Alain. Ma la sento molto perché comunque abbiamo 6 decimi di vantaggio per il momento, 2-3 adesso. Ce ne stiamo andando. Chiaramente la macchina non deve tradire, non è semplice perché la Ferrari non è strafidabile. C'è tensione, Beppe, c'è tensione. Adesso commento poco, ma sono iper concentrato. McLaren che comunque non ha, cioè in ogni caso non ha iper performato, anzi, o over performato, come dicono quelli bravi.
Noi abbiamo overperformato. Per adesso, però, si vede. Non è facile. 1,9 da Jean. Abbiamo perso le cose da Jean. Noi stiamo sfracellando fastest. No, 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 no. Adesso qua arrivate un secondo pieno. Però se pitturiamo così so cazzi, Indipendentemente da tutto, non mi aspettavo una Ferrari così. Sta pitturando il cume. Mamma mia. Non stiamo dominando, però se non facciamo cappelle, raga. E se la macchina non tradisce. Ecco, appena detto, mamma mia. Tre 9 da Jean. Stiamo sfruttando una McLaren che boh. Fiori. Back tension, back tension. Occhio. Dai fiori, dai. Mamma mia che tensione. Nell'ultimo settore perdo però, Mamma mia. Occhio. Manca ancora tanto, Occhio, mamma mia. Mi sembra sempre andare fuori qua. Questa poi è una chicane che ho sbagliato la qualifica. Secondo me, sto sbagliando questa chicane, potevo arrivare almeno in top 2. Cioè, nella prima fila, scusate, in top 2. No! Attenzione che qua sto prendendo già l'Esia 2,7. La l'Esia non molla. E l'altro giro se ne va, ma ne mancano ancora tanti. Manca ancora troppo.
Aiuto. Commentare è difficile adesso, non mancano proprio tantissimi giri, i chilometri sono pochi, ma la tensione è devastante. Alain vuole il fottutissimo titolo con la Ferrari, lo pretende, lo esige. Occhio. Vai, 3 laps, Remanang e Alesi comunque non è lontano, non stiamo dominando, e che non stiamo per il momento sbagliando nulla. Tre, 2-7. Qui siamo là. E chiediamo Alesi dietro, non a Ayrton. McLaren non capisco dove sono le McLaren. No! Primo vero errore. No! Mamma mia. Cazzo, qua Alesi è vicinissimo, però vaffancuore. Ho perso un'eternità. Un'eternità ho perso qua. Uno e uno. Mancano ciula. No, ecco l'errore. Ma sento adesso le gomme stanno partendo, non ci credo. Non ci credo. Senna è davanti a me. Al penultimo giro ha fatto la cazzata. Non ho parole. Secondo me è un'usura eccessiva. La sto pagando. Non ci voglio credere. Tutto perfetto. Sbaglio 2 curve. Ma la macchina la sento in difficoltà. Mi sta tradendo proprio alla fine. Non ci credo di avere il mondiale quasi in tasca. Senna lo sta riaprendo. Ma la macchina veramente non scoppia a prendere tra virgolette in pieno certe curve che prendevo, tipo anche questa, ora che guarda che la prendo rispetto a prima. Questo è il grande limite della Ferrari, che a volte arriva agli ultimi giri in difficoltà. L'importante è riuscire a risuperare Ayrton almeno, ma la vedo duretta. Ma non è impossibile. Attenzione, Ayrton torna vicino. Dai, proviamoci, non è impossibile. Solo che a ogni curva devo veramente pregare. Butzen fuori, ecco. PK box. Non ho parole. Peccato che Alesi può vincere la gara. Alesi show. No, ma Alesi in questi ultimi 2 giri ha un passo comunque importante. Ci sta provando Ayrton. Mamma mia che lotta con Ayrton.
Sì, ma Jean merita la vittoria, mi sta distanziando molto, io veramente ho le gomme straconsumate, non sono messo minimamente bene. Guarda. Faccio fatica a fare qualsiasi curva. Complimenti a Jean, proverò a fare un mondiale con Jean, questa è una promessa. Alesi vince meritatamente, errore mio, ma ci sta. Noi secondi, benissimo, guadagniamo ancora su Ayrton. Godo. Sei stato quasi perfetto! 6 punti sono tuoi! Ragazzi, pole position è Suzuka, sono forte, sotto il diluvio, secondo sé. De Cesaris, niente. De Cesaris, le ultime gare, è il nuovo fenomeno. Berger, Alesi e poi via tutti gli altri. Mamma mia, come è stata la pioggia. Ho stampato una pole mostruosa. Adesso piove anche in gara, cazzo. Però mi dà asciutto, mi dà. Vabbè, speriamo bene, speriamo. Beh, raga, pioviggina, staremo a vedere. Sarà una gara pazza. 5 punti di vantaggio di Alain. E Alain subito si butta, cazzo, piove. Siamo tutti con le gomme d'asciutto. Devo stare iper concentrato. Concentration, please. And la. Se non ho problemi alla macchina, Suzuka stravinco. Se faccio 5 punti più di Senna, che sarebbero dura che secondo, sono campione per più vittorie. Visto che Senna ha già vinto il primo mondiale nell'88 a parità di punti. Abbiamo la pista un po' bagnata, leggera pioggia leggerissima. Sta provando, era già 3-5. Sappiamo quanto è forte il Kume a Suzuka Retro. E con le macchine buone sono ancora un gran pilota, detta in maniera un po' così. Attenzione. Foratura, Dio Cristo, sento un problema alla ruota, non ci credo. Tenta di rientrare in box. Foratura comendiana. Non la tengo più. Foratura pazzesca. Mi gioco il mondiale, ragazzi, con Ayrton prima.
Coloratura pesantissima. Mettono le gomme intermedie. Quindi vuol dire che è prevista pioggia, però. Mamma mia, che amarissimo finale. Senna con questi 9 punti. E io 0, perché 99.9 sono 0. Niente, l'affidabilità purtroppo mi manca. Questa è veramente una botta clamorosa. C'è molto bordello qua davanti. Hanno messo le intermedie. Mamma che delusione. Attenzione qua, però sembra essere un po' più bagnato. Occhio. Sono nervoso adesso. Era Mansell, una Ferrari disastrosa quella di Mansell. Che delusione. Larini, ruota allentata per Nicola. Bell'uomo Nicola. Non ho parole. Va a più 3. Qua è bagnato però. Si butta Len, si butta Len. Con il cuore Len, con il cuore. Alboreto ai box. Bisogna sperare adesso che anche gli altri mettano l'intermedia, ma la vedo alquanto difficile. Alquanto bizzarra come cosa. Yellow flag, yellow flag. Dimmi che è Ayrton. No. Piquet. Che beffa, signori, che beffa. Era una gara già vinta, proprio a Suzuka. Sicuramente gli intermedi sono buoni molti punti del tracciato. Sto esagerando. Don't not parole. Fanculo, va. Stiamo buttando via il mondiale. Occhio, mamma mia, un pazzo, niente, ho perso la testa. Perso la testa, ho completamente. Alain. Che sfiga. Poi è anche bagnato, ma nessuno va ai box, attenzione, lungo, lungo, lungo. Nove secondi da Morbidelli che è 13°. Mi vorrebbe un errore che hanno le gomme d'asciutto loro. Ma è difficile che Ayrton possa sbagliare The Magic. Magic non sbaglia mai di solito in queste condizioni, anzi. Io sto gettando il cuore oltre l'ostacolo, ma in questo momento è un -3. Con l'ultima gara da +5 a -3. Mi vorrebbero ritiri a manetta davanti. Ho proprio una pioggia torrenziale. A pochi giri, qua piove, qua piove. In certi punti vanno molto lenti loro perché hanno le gomme d'asciutto.
Chiaro, però che mi ci volevano almeno 14-15 giri e non gli errori che ho fatto. Incredibile foratura. Basterebbe un punto per avere, diciamo, che mi basta la vittoria ad Adelaide. Mamma mia, mi butto, è ancora lungo, chiedo venia. Sono sincero, sto gettando tutto quello che ho. Ma non ne ho. Che amaro finale. Sto provando in tutti i modi. 6 posizioni devo recuperare in un giro e mezzo. Impossibile. Troppo lontani gli altri. Abbiamo capelli davanti. Dai. Ho perso un po' la testa. Alena ha perso un po' la testa, ovviamente. Erano anche più lenti perché ho le gomme migliori, ma non ce la faccio. Purtroppo mezzo tracciato è asciutto, mezzo tracciato è bagnato. Ci volevano altri 3 giri. Potevo andare in zona point. Niente, non riesco più a fare sta curva di merda. Madonna, addirittura. Moreno. Ci ho provato, raga. Sì, però cazzo, sti qua sono con le gomme d'asciutto in ste condizioni. Un po' stracciata. Fanno molto più lenti, per carità di Dio, però niente da fare. Ayrton non sbaglia, ovviamente, come è giusto che sia. Sì, comunque devo vincere. Mi basta vincere ad Adelaide. Comunque a pari punti vinco io. Se siamo a pari punti di vittoria, se vinco ad Adelaide. Sarà durissima, però. Qua piove, Senna vince alla grande, complimenti a lui. Mi bastavano qualche altro giro. E adesso un coglione. Vabbè, tanto non vado a punti, quindi. Cazzo, P7, non ci credo. Non ci credo. Ragazzi, ultima gara. Qualifiche sotto il diluvio. È successo l'incredibile. Cioè, non so cosa dire. Cioè, probabilmente gara cittadina con pioggia. Il disastro. 4 punti di Senna. Quindi se vinco, se Senna arriva secondo. Comunque non ce la faccio. Ma c'è un ma. E questo è il ma. De Cesari, ennesima pole del cazzo. Mansell si sveglia proprio ad Adelaide. Cioè, non so cosa dire di De Cesari. Finale di stagione incredibile quella dall'ala. Vai. Ma guardate, dov'è Ayrton?
McLaren disastrose. Io non so se è successo sotto la pioggia. Io non so, io veramente devo scrivere un qualcosa delle ultime gare comendiane. Patrese male, comunque è incredibile come le McLaren hanno fallito la pole sotto la pioggia, cioè. E De Cesaris ancora in pole. Già successo, incredibile. Terza pole stagionale, febbraio dell'ara. Ok, basterebbe arrivare anche secondo. Non dico altro. Dimmi non pioggia in gara, spero di no. Ok. Beh, raga, probabilmente un amico di De Cesaris ha creato questa moda nelle ultime gare, perché tre pole pazzesco, solo 6 punti però. In partenza anche Sublime. Me la piglio. E adesso me ne devo andare per poi gestire. Questa è la speranza. E sperare che Senna non deve fare la rimonta ovviamente della vita. Dopo la sfiga, dopo l'errore sfortunato con le gomme andate in Spagna, che poteva essere una bella vittoria anche là, dopo la sfortuna devastante di Suzuka. Potrebbe arrivare l'impresa all'ultima gara come ha fatto Senna. Incredibile, cioè. Sono veramente non so, da film le serie comendiane l'ultima gara. Prossimo anno con Senna spero di fare una super vittoria e poi dopo da 92 parto con macchine anche meno competitive. Volevo fare questi anni qua belli con Prost e Senna per poi tentare la scalata con macchine a livello prestazionale inferiore. Adesso concentrazione perché sto cazzeggiando un po' troppo. E De Cesari oggi vuole il podio. Lo pretende De Cesaris. Solo 6 punti, ha però 3 pole, cioè veramente è entrato o 4 con questo, no forse 3 con questo, non mi ricordo. Non ho parole. Super dall'Ara. È entrata di diritto nella storia della Formula 1 comendiana. Ovviamente la moda l'ha creata il signor Giampaolo Dall'Ara. Io ho 0,8 perché Adelaide, mamma mi ricordo quell'incidente quasi sfiorato l'anno scorso da Ayrton. Sarebbe incredibile ancora l'ultima gara e non so cosa dire, fioi. Basta il secondo posto se Senna non dà punti. Dato che ho perso tante pole per colpa di De Cesaris. Ma Senna quest'anno stagione un po' così. È pazzesco vedere comunque una McLaren che non ha dominato. Attenzione. Ci riprendiamo la prova di vittoria, ma fai De Cesari. Show. Siamo tutti là comunque. Ancora lunga però. Ancora troppo. Caffi, il fastest di Caffi, Moreno. Sono tutti imbottigliati, non so cosa dire. Un'ultima gara senza un senso logique. Prima volta così clamorosa. E sono tutti là, fiori. Mentre li sto imbottigliando io non lo so. Ho troppa paura di sbagliare, ragazzi. De Cesari ne ha di più. Abbiamo Mansell. Mansell si sta un po' ritrovando. Ragazzi, non so. Non so cosa dire. Il De è in prima posizione.
Una dall'Araca veramente incredibile quest'anno, addirittura vuole vincere una gara. Io sicuramente non voglio rischiare nulla e si vede, però c'è un bel passo, quest'anno poi ragazzi ha fatto bei risultati De Cesaris. Non so come, però è bello vederlo là. Non vede se la macchinatina, perché di solito ha un crollo negli ultimi giri. Alesi e De Cesaris veramente show. Anno di grazia. Ma adesso però è fastest di Alain. Le gerarchie forse tornano. È in temperatura la macchina, la sento molto meglio. Ecco, appena detto. Non capire se Senna sta recuperando, ma vorrei vincere per stare più tranquillo. Ma De Cesaris vuole fare l'impresa. Però per Adelaide è pazzesco, incredibile. Secondo posto mi può bastare se Senna non fa punti, Solo così, perché abbiamo le stesse vittorie, ma Ayrton ha più pole, quindi ci stiamo giocando il mondiale così. Certo che vedere McLaren fallire l'ultima qualifica sotto il diluvio è incredibile. L'ho presa bene, credo benino. No. Mamma mia. Ho visto il muro molto vicino. Finora nessun ritiro. Che mondiale anche questo, però sul filo di lana proprio. Anche Mansell fa qualche punticino, avrei caro perché Mansell è una delusione quest'anno. Senza senso. Ha fatto 3-4 punti, cosa ha fatto? Non mi ricordo neanche. Ne ho di più di De Cesaris, ho paura di sbagliare. È palese. Qua l'ho presa benissimo, mamma mia. No. Cosa ho salvato, figlio? Mamma mia, fiori. Purtroppo qua hanno le sovraimpressioni con i primi 6, cazzo. Lo siamo a meno 4. Ci facciamo 6 punti. Più 2 se lui va un punto. Sì, deve arrivare quinto Ayrton se arriva secondo. Per le pole. Abbiamo le stesse vittorie, ma lui ha più pole. Sarei più tranquillo con la vittoria, però non voglio neanche rischiare. De Cesaris per una difficoltà.
Modena ai box. Sono terrorizzato. Incredibile. Un po' come con Alesi, dove era, non mi ricordo, al Paul Ricard. Anche là ho buttato via una vittoria. E potevo stravincerlo sto mondiale. Ho fatto tante sfortune ho avuto. Se Ayrton è quinto, però non basta il secondo posto, ragazzi. Incredibilmente De Cesaris primo. No. Ma se la 09. Quella Ferrari è veramente andata in crescendo, a parte le sfighe. Stiamo rirecuperando. Caffè box. Un po' come Ivan Capelli l'anno scorso, 2 anni fa, che ha fatto una stagione memorabile. E forse l'altro anno, sì, l'altro anno Ivan Capelli che ha quasi vinto una gara anche. Molte polemiche in quella gara, poi con il cronometraggio che dà una cosa, il replay un'altra. Qua Decisa frena molto. È in ansia il De. Attenzione, yellow flag. Qua Prost però dimostra che è lui il più veloce. Senna fuori incidente. Ci basta se siamo campioni del mondo se siamo secondi. No! Incredibile stagione, veramente. Cioè, gara incredibile di Ayrton. Mamma mia, il coglione il cume. A sto punto potremmo anche lasciare l'Alde. E la lasciamo, sì. Non ci credo. Ayrton fuori. Probabilmente era in super rimonta. Ci ha provato. Basta finire così e vinciamo di 2 punti. Non ho parole. Capelli, acceleratore. Deve stare calmo Alain. Finalmente può realizzare anche lui l'obiettivo di vincere il titolo proprio con la Ferrari, poi in un mondiale anche questo incredibile. Se nelle provate tutte, ma ma De Cesaris comunque non ha sbagliato nulla. Io ero il più veloce al 100%, la vincevo io. Se dovevo vincere per forza avrei tentato tutto per tutto, non ho rischiato. Praticamente sto portando De Cesaris, lo sto scortando. Scortiamo il De. I tifosi Ferrari sono invisibili, stanno pregustando la vittoria. Tanti incidenti. Mamma mia. Signori, poche curve separano Alain dal successo irridato. Non ho parole, non so cosa dire, fioi. La tensione è senza un senso logique. De Cesaris meritatamente vince nonostante passo mio era superiore, basta dei fastest che ho fatto. Attenzione, ultima curva.
ultima curva. E Alain è campione del mondo, incredibile, l'ha meritato, però ha avuto tanta sfortuna Suzuka, dovevo vincerlo prima. Yes! Sì, campioni World Champ! Sì, sì Alain, sì Ferrari, sì. Raga, andiamo a vedere la classifica. Intanto l'Albodoro con una Prost 90 con la Ferrari e ancora per la McLaren i costruttori che domina. Ecco la classifica, 76-74, pazzesco. Grandissima stagione di Alesi e di De Cesaris, Mansell 5 punti, disastrissimo. Costruttori stravince McLaren, molto bene Tyrrell dall'Ara. Alain fa stesse vittorie di Senna e Berger 3 complimenti. Tyrrell Show con 3 vittorie comunque Alesi, un veramente spettacolo. Poi il totale De Cesaris incredibilmente a 3. Senna vince e McLaren che domina. E niente raga, nata nella stagione 90, adesso prima di fare la 91 con Senna e poi dalla 92-93 andare con piloti sicuramente con macchine inferiori, ci godiamo l'ultimo anno di Senna, comunque della rivalità Senna-Prost figa, anche se in realtà nel 91 Senna stradomina. E adesso però torniamo nella Formula 1 dei giorni nostri, tra virgolette, con la season 2009, come da veneziano, siamo ancora in Renault, ultimo anno, teoricamente avevamo un contratto con la Ferrari, ma dobbiamo cercare di fare una stagione buona perché la Ferrari ci sta un po' ripensando. Vediamo la stagione 2008, che ci ha visto molto, molto male, una delle peggiori della storia, con, vediamo, così torniamo un attimo, una vittoria solo e 3 pole. Su 18 gare una vittoria, 3 pole, 5 pole, non una grande season. Ragazzi, ci vediamo con la stagione 2009. Ciao!